Fisco. Confartigianato avanza le richieste delle piccole imprese in vista della legge di bilancio 2018. Un documento nel quale vengono argomentati i punti ritenuti critici del disegno di legge di bilancio 2018 in materia fiscale. È stato questo l'oggetto dell'incontro tenutosi nella sede regionale di Confartigianato tra il comitato direttivo dell'organizzazione, coordinato dal presidente Agostino Bonomo, e 13 parlamentari veneti, in vista dell'esame dei provvedimenti fiscali e legge di stabilità 2018. Confartigianato ha quindi illustrato 16 proposte di emendamento, corrispondenti ad altrettanti temi rispetto ai quali vengono segnalati disagi e contrarietà. Ecco i principali e le relative richieste. Esclusione dall'accertamento fiscale basato sugli indicatori sintetici di affidabilità fiscale e dall'applicazione per chi adotta il regime di vantaggio o il regime forfettario. Spesometro. Abolizione dell'invio trimestrale e ripristino delle vecchie regole che prevedevano un unico invio all'anno. Sanzioni su comunicazioni IVA e spesometro. Tenuto conto delle difficoltà incontrate quest'anno dalle imprese per lentezza e inefficienza dei sistemi informatici della pubblica amministrazione, esclusione dalle sanzioni per gli invii fatti nel 2017. Posto che le nuove tecnologie devono comportare una reale semplificazione degli obblighi per le imprese, si richiede, nel caso diventi obbligatoria la fattura elettronica, l'abolizione del visto di conformità, delle comunicazioni IVA e spesometro periodiche, degli accertamenti da ISA e dell'obbligo del POS. Visti di conformità sulle compensazioni. Ripristino dei vecchi limiti per le compensazioni in modo da ridurre oneri e carico burocratico. POS. Abolizione dell'obbligo o almeno esclusione per le categorie che non esercitano l'attività in pubblici esercizi. Bonifici per lavori di ristrutturazione. Ripristino della ritenuta d'acconto del 4%. Detrazione IVA sugli acquisti. Ripristino delle vecchie disposizioni con possibilità estesa a 2 anni. IRAP. Innalzamento della franchigia di esenzione a 20.000 euro. Possibilità di dedurre il 100% dell'IMU pagata sugli immobili dedicati all'attività. IRI. Si chiede di non modificare il periodo dal quale sono previsti i benefici dell'applicazione dell'imposta. Confartigianato attenderà l'esito delle proposte al traguardo del Senato, riservandosi ulteriori iniziative a sostegno quando l'esame arriverà alla Camera dei Deputati.